Oggi vediamo un tipo di vulcanismo secondario. Si tratta delle fumarole. Sono degli accumuli di falda acquifera, quindi acqua sotterranea, che vengono riscaldati dalla presenza del magma che si trova nelle vicinanze. Questo provoca la fuoriuscita di acqua calda, addirittura bollente, e vapore che può arrivare ben sopra i 100 gradi come l'acqua. Infatti il vapore può salire fino a oltre 900 gradi centigradi. Infatti, le fumarole, proprio per questa ragione, possono venire usate per la produzione di energia geotermica oppure geotermoelettrica. Talvolta le fumarole possono avere un deposito di zolfo, in quel caso le chiamiamo solfatare. Questo lo riconosciamo molto facilmente per via della colorazione giallo-arancione. Possiamo vedere il video, quindi come funzionano. Vediamo fuoriuscire acqua molto calda, vapore acqueo, acqua bollente, e adesso vedremo anche una solfatara.